2-4 il risultato finale tra Palermo Futsal Club e Akragas. Palermo che ha affrontato la prima della classe, ma ha giocato a viso aperto, giocando anche per lunghi tratti praticamente alla pari. Mister Gentile, le chiedo come ha visto la sua squadra. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Questa è la miglior partita giocata in questo campo questa stagione. Sta forse tornando un po' quella magia degli scorsi anni. Sicuramente sì, ma più che la magia degli scorsi anni, degli anni passati, vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Anche quest'oggi tantissimi minuti per tutti, tranne il secondo portiere, 11 su 12 in campo. Quanto è importante poter contare su tutti? Questa è una cosa importantissima, perché se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Si avvicina dicembre, con questo anche il calciomercato, però vorrei parlare di un giocatore che fa parte già della rosa, ovvero Emanuele Fiorentino. Quanto sta mancando e quanto potrà aiutare adesso quando tornerà in campo? Vabbè, ma Emanuele lo conosciamo, è un giocatore sicuramente di questa categoria, non vediamo l'ora che faccia il suo esordio in questo campionato per quest'anno. Ovviamente è una pedina importante, quindi lo aspettiamo. Prossima settimana, sfida fondamentale contro il Real Sports, trasferta con altri 3 punti in palio pesantissimi. Hai detto bene, io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure un pochettino di gioco il sabato, quindi sono secondo me tutti i presupposti. È terminata con il risultato di 2-4 la sfida tra Palermo Futsal Club e Akragas. Siamo qui con Gabriele Gennaro, autore di 2 gol. Parto subito con una domanda un po' tagliente. C'è rammarico per la partita? Tanto buonasera a tutti, un po' di rammarico c'è perché oggi abbiamo fatto una prestazione veramente al di fuori di ogni aspettativa. L'Akragas sapevamo che era una grandissima squadra, ma da noi ha sofferto molto. Infatti gli unici gol che abbiamo preso l'hanno fatto col quinto movimento, posso dire soddisfatto della prestazione di oggi. Hai fatto 2 reti, la seconda chiunque avrebbe calciato di prima, tu invece hai preferito fare un dribbling in più e poi calciare. Cosa hai pensato in quel momento? Niente, mi è venuto istintivo perché ho visto che mi aveva chiuso lo specchio, ho fatto una finta e è andata bene. Quanto ringrazierai Fabio Lucchese per quella palla? No, Fabiuscio non lo stiamo conoscendo ora, è un under di ottima prospettiva. Piano piano sta entrando nei meccanismi della nostra squadra e sono molto contento. Prossima partita contro il Real Sport, una squadra che, come il Palermo Futsal Club, ha 9 punti, è un'altra di quelle finali da vincere. Sì, per noi ogni partita è una finale, daremo sempre il tutto per tutto ogni partita. Andremo a vedere lì cosa andremo a fare.